Lettori del Messaggero Veneto, andiamo subito al punto, perché è un po' lungo questo ragionamento. No, non mi porta via tanto tempo. Il mercato lasciamolo lì, sullo sfondo. L'Udinese non ha fatto tante manovre, se non manovre di alleggerimento della rosa, qualche ingresso mirato dal Watford, beh, cose che si sapevano, dai. Magari avrebbe voluto vendere anche Teodorci, che adesso non ha un gran mercato e quindi è rimasto in zona per il girone di ritorno, vedremo. Ma la mia riflessione riguarda il nome di Bruno Fernandes, quello che io chiamavo Brunetto quando era qui, tipo Brunetta dei ricchi e poveri, perché era un ragazzino che aveva poco fisico, faceva fatica a fare la mezzala, doveva giocare spesso a fare il trequartista e non aveva la velocità del trequartista propriamente. Adesso è diventato un giocatore molto completo con lo Sporting Lisbona, aveva fatto un anno alla Sampdoria ed è stato venduto per circa 80 milioni tra fisso e bonus, si dice, al Manchester United. Complimenti a lui che ha 25 anni ancora, sì. Complimenti allo Sporting Lisbona che ha fatto questa operazione, complimenti alla Sampdoria che riceverà dei soldini perché ovviamente nei contratti ci sono ancora delle scorie naturalmente tra un passaggio e l'altro, quindi praticamente riceverà qualcosina di bonus. E l'Udinese si becca un po' di fama riflessa per aver così allevato Bruno Fernandes, ma una volta questi giocatori li vendeva l'Udinese direttamente al Barcellona Sanchez, poi ce ne sono stati tanti altri, alla Juventus Samoa e via via, fino ad Allan al Napoli. E adesso li vendono gli altri, perché qui non riescono a esplodere completamente. Evidentemente il progetto sportivo non è più così competitivo. Manca sempre qualcosetta in questa Udinese.